Il virus non è completamente scomparso e che quindi i livelli di attenzione devono essere molto elevati da parte delle istituzioni, ma soprattutto da parte dei cittadini. Da circa 10 giorni l'ULSS 6 Eugania rileva un costante aumento di persone positive al Covid nel Padovano. L'attenzione è alta. In questo momento 55 casi positivi e abbiamo circa 200 persone che sono in isolamento in quanto contatti e altre 200, ma questi non sono positivi, solo in fase precauzionale perché provenienti dall'estero. C'è poi la vicenda della commemorazione funebre che si è svolta sabato nella comunità del Camerun. I presenti, circa 200, non sono stati abbastanza distanziati e così attualmente ci sono 12 positivi. L'ULSS ha lanciato un appello a comuni, provincia, prefettura e parrocchia per rintracciare tutti i presenti e fare il tampone, allargando poi ad altre persone in contatto con loro. Fatevi avanti perché non è come in un matrimonio o in una celebrazione dove abbiamo un elenco. In questo caso noi sappiamo che sono circa 200 persone che erano presenti. Devo dire che tra di loro si sono già passati il messaggio perché siamo già a circa un centinaio di tamponi. Confermato infine l'episodio dei 3 cittadini africani, 2 nigeriani e un ghanese tra i 25 e i 40 anni, che positivi al tampone hanno comunque rifiutato il ricovero. Questo è un atteggiamento ovviamente molto rischioso perché denota non solo l'esposizione al rischio, ma anche un problema proprio di comprensione di quella che è la situazione, perché qui si tratta veramente di tutelare la comunità e soprattutto anche se stessi.